caffè con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo qui in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi con un'altra puntata della nostra trasmissione. Oggi affrontiamo il tema dei brevetti, i brevetti d'impresa, cercheremo di capire cosa si può tutelare e cosa invece non si può tutelare e come agire in questo senso. Lo facciamo con l'ingegner Maurizio Benettin, che è un consulente dell'Ufficio Veneto Brevetti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. L'ingegnere è del segno del Sagittario, quindi presumo un grande amante dei viaggi. Certamente. Dopo indagheremo anche in questa materia. Una profonda conoscenza della gestione della strategia brevettuale d'impresa, delle ricerche di anteriorità, capiremo a che cosa si riferisce questo termine, dei pareri poi di brevettabilità e anche della difesa legale ed extragiudiziale, che è una materia molto interessante che va sempre ad accompagnare questo tipo di tutela. Allora, partiamo dalle basi, ingegnere. Cos'è un brevetto? Un brevetto è la tutela di una idea nuova, innovativa, che risolve un problema e che dà una possibilità al titolare del brevetto di attuare questa idea in esclusiva per un periodo di 10 o 20 anni. Quindi io invento qualcosa, credo di inventare qualcosa, perché forse è meglio usare questo termine, mi rivolgo a dei consulenti come lei, sì, e le chiedo di fare un'indagine, presumo, no? Per capire se c'è qualcosa di simile già presente sul mercato. La prima cosa è focalizzare l'invenzione, cioè determinare con chiarezza i confini della novità, cioè il salto tecnico che l'inventore fa rispetto alla tecnica nota. Focalizzata l'idea, poi si va a cercare nelle banche dati che adesso sono state molto potenziate negli anni, che non è solo Google ma sono soprattutto le banche dati dell'Ufficio Europeo Brevetti, le banche dati dell'Ufficio statunitense. Operando queste ricerche e Usate delle parole chiave, immagino. Usando, no? Appunto delle parole chiave oppure una classificazione, cioè tutto il sapere, tutta la tecnologia è stata divisa per categorie e sottoinsiemi, sottocategorie, un po' come i libri, e si cerca di individuare qual è lo stato della tecnica prima della soluzione innovativa alla quale è giunto l'inventore. Lei prima accennava a delle durate temporali, 10 e 20 anni. 20 anni, sì. Allora, qui entriamo nel tema del che tipo di tutela si può fare. Si può fare una tutela per invenzione e la tutela per invenzione prevede 3 requisiti, cioè che ci sia l'applicazione industriale, cioè deve essere un'opera, un oggetto ripetibile anche da terzi o ripetibile industrialmente. Deve poi essere nuovo, nel senso che nessuno deve avere mai avuto questa idea qui, e infine deve avere attività inventiva. L'attività inventiva è l'uscire dalla soluzione ovvia, cioè dalla banalità, avere un'idea che altri non avevano avuto perché c'era una difficoltà tecnica intuitiva per raggiungere l'invenzione, l'idea che c'è un passaggio che però mi incuriosisce e anche mi sfugge. Perché uno dei requisiti è il fatto che l'idea per poter essere brevettata o l'oggetto per poter essere brevettato deve comunque essere riproducibile da terzi, ma non si fa tutto per essere tutelati dall'eventuale riproducibilità di terzi? Sì, il brevetto dà la possibilità al titolare del brevetto di agire in esclusiva ed è la concessione del brevetto, cioè lo Stato, che tutela la tua possibilità di produrre quell'oggetto lì, ma in cambio lo Stato vuole che tu metta a disposizione il tuo sapere a disposizione dei terzi, cioè si è usciti con le leggi brevetti, la prima è una legge veneziana del 1474 che spinge gli inventori a uscire dal corporativismo dove c'erano tutti i segreti delle varie produzioni di vetro,
metalli e altre tecnologie e renderle note in maniera che quelle soluzioni costituiscano il gradino di partenza per chi viene dopo. Ecco, molto interessante il fatto che la prima tutela in questo senso sia sorta nella Repubblica Serenissima, no? Nel 1400 come lei ha ricordato. Torneremo tra qualche istante per capire che cosa può essere brevettato, ma che cosa soprattutto non può essere brevettato. Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Che cosa può essere brevettato e cosa invece non può essere brevettato? Lo stiamo chiedendo all'ingegner Maurizio Benettin, che è un consulente appunto della materia. Allora partiamo da quello che non può essere brevettato, che è molto poco perché si può brevettare quasi tutto. E non si può brevettare il software, per esempio. E per software si intende anche le app. Si può brevettare una caldaia che io comando attraverso un'app, ma allora il brevetto è una caldaia e l'app è un dispositivo di controllo. Ma non posso nemmeno brevettare, mi scusi se la interrompo, nemmeno l'idea che sta dietro ad un'app. No, non si può. Cioè, quindi, cari... Cioè, un'app di per sé stessa non può essere... Cari smanettoni, vi diamo questa brutta notizia, non si può brevettare un'app. Prego, ingegnere. Allora, non si possono brevettare i metodi medici, chirurgici, cioè io non posso brevettare come faccio un'operazione sul corpo umano. Si può brevettare il laser, la macchina, il robot con lo strumento. Ma non cioè, chi gestisce questo strumento. Insomma. Quindi possiamo brevettare il violino ma non Paganini. Tanto... non possiamo brevettare la musica. Ecco, anche la musica appunto non si può brevettare. No, va in diritto d'autore. Ecco, spendiamo due parole sul diritto d'autore. Il diritto d'autore è una tutela che tanto dura 75 anni dopo la morte dell'autore, quindi è una grossa tutela. Ed è appunto un diritto che è insito nel fatto che lui abbia fatto qualcosa e che quindi di suo. Torniamo a chiedere all'ingegner Benettin che differenza c'è tra il brevetto per invenzione e il brevetto per modello di utilità. Ecco, il brevetto per modello di utilità, a differenza del brevetto per invenzione che dura 20 anni, dura 10 anni. È una innovazione di serie B, detta in termini calcistici, e tutela quegli oggetti che sono nuovi, ma pur non avendo un salto inventivo importante, rendono più agevole e più facile l'utilizzo e l'impiego di un prodotto già esistente. Bene, allora entriamo un po' nel pratico. Sì. Mi può accennare qualche brevetto di cui lei si è occupato? Allora, per esempio, ho seguito un brevetto su un saliscale. Cioè esiste per tutti, ma anche e soprattutto per le persone un po' più anziane, il problema di portare su per le scale, un piano, 2 piani, magari le bottiglie di acqua, magari la legna, perché adesso c'è di moda i caminetti, i pellet, eccetera. E quindi ho seguito la brevettazione di un carrello che ha le dimensioni di un normale trolley, quello con cui si va in viaggio, sul quale io metto il 20, 30, 10 kg di acqua, di legna, e questo ha le cinghie e le ruote che lo portano su per le scale senza nessuna fatica da parte dell'utente, che deve tenerlo in mano semplicemente come un trolley da valigia. E quindi possono essere le scale di casa o anche le scale, ad esempio,
O anche salire un ponte, per dire. O anche salire un ponte o soprattutto le scale, ma anche quelle ripide di uno scantinato. Ecco, anche in discesa, tra certo, parentesi, perché la cosa è delicata. Si va anche giù. Sì. Perché quando si sale si fa fatica, ma quando si scende si rischia soprattutto. Funziona anche in discesa. E poi mi risulta che lei si è occupato anche di una casa componibile. Sì, è una casa che si apre come un libro ed è una casa che si riesce a costruire in 2 giorni. È completamente trasportabile da un camion con un carico. Io trasporto 2 moduli che si mettono assieme e poi si aprono come un libro e diventa una struttura a 2 falde e si accoppiano, si mettono insieme, si rifinisce e nell'arco di 2 giorni la casa è finita e completa. Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Senta, brevemente, come si registra un brevetto e soprattutto come si riesce a renderlo forse inattaccabile? Allora, sul concetto di inattaccabile è sempre tutto relativo, tutto relativo, perché dobbiamo sempre partire dall'idea che la mente umana è in grado di sviluppare idee nuove e quindi lo scopo proprio del brevetto è quello di creare una barriera e concedere al titolare del brevetto questo argine, questa tutela. Gli altri concorrenti sono costretti, se vogliono rimanere nel mercato, a fare qualcosa di diverso, quindi non invadere il campo perché sennò si interviene in tribunale, ma trovare altre soluzioni alternative che portano a continuare nello sviluppo tecnico, perché se si resta fermi per 20 anni in quella soluzione la cosa non va certo bene. Senta, sinteticamente riusciamo a dire le differenze tra il brevetto italiano, quello europeo e quello internazionale? Allora, come legislazione tutti i brevetti stanno convergendo in una normativa uguale, più possibile uguale per tutti gli stati, in maniera che ci sia uniformità sia di trattamento che di operatività. Un aspetto fondamentale dei brevetti è che chiunque può fare un brevetto in qualsiasi parte del mondo, cioè un italiano ha diritto di avere un brevetto negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in qualsiasi parte, così come gli altri hanno diritto di avere un brevetto in Italia e le procedure devono essere uguali, cioè non devono essere trattamenti di favore differenziati fra i richiedenti. Quindi massima democrazia, almeno sulla carta. Senta, prima di salutarci, brevissimamente le chiedo se c'è una foto, un oggetto, un ricordo che la emoziona particolarmente. Io ho un ricordo bellissimo che ho fatto la voga lunga qualche volta, alla fine della voga lunga ti fai a remi il Canal Grande, che è la differenza che c'è da andare in vaporetto, è la stessa differenza che c'è fra passeggiare qui nell'Istone con calma e guardare in giro o passarci con l'autobus, con la musica. Benissimo, la ringrazio. Grazie all'ingegner Maurizio Benettin, consulente dell'Ufficio Veneto Brevetti. Speriamo di avervi dato qualche idea su questa interessantissima materia. Alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Top Salus e Uno Magazine.